Buon pomeriggio a tutti, benvenuti all'Ippodromo Arcoveggio di Bologna per questa 28esima giornata di corse del 2026. Si comincia con una prova per cavalli di 3 anni che non abbiano vinto 2000 euro in carriera. Sono in 10 a prendervi parte. I favori per Infinity OP numero 1, Max Castaldo in Saki, con quota in discesa, 2,60 ora. Sale a 3,75 Ibisco RL, era il favorito dell'apertura. Autostart in movimento con Ibisco RL che ha fatto un po' di difese. All'1 Infinity OP, 2 Inverter Field, 3 Idolo Benal, 4 Idromica Cube, 5 Ibisco RL, 6 Iron Vets in seconda fila, 7 Iside AMC, 8 Isabel di Casei, 9 Hypnotic Esp, 10 Ilaria Luis. Macchina accelera, problemi per Idromica Cube. Partiti con veloce Idolo Benal che prova a contenere Ibisco RL che attacca all'esterno. Quando si imbocca la prima curva insiste Ibisco RL all'attacco di Idolo Benal, poi ad intervallo Infinity OP, Hypnotic Esp, Iside AMC. Continuano in lotta Idolo Benal ed Ibisco RL. Dopo 200 metri in 14,2 alla fine Ibisco RL si adegua alle spalle di Idolo Benal. Terza posizione senza strappo per Infinity OP che si avvicina, poi Iside AMC che precede Hypnotic Esp, poi via via gli altri, Inverter Phil e ancora Isabel di Casei. 28,7 i primi 400 metri decisamente veloci, si viene al completamento dei 600 di gara, passati in 44,4 da Idolo Benal che Sandro Miraglia non ha mai ripreso veramente in mano dopo i primi 400 metri veloci, passa gli 800 in 59,4, Idolo Benal al comando, Ibisco RL nella sua scia, poi Infinity OP e Iside AMC a precedere Hypnotic Esp. Non cambia nulla quando siamo al completamento dei 1000 metri di gara in 1,14,9. Ibisco RL torna all'esterno di Idolo Benal, lo attacca severamente, galoppa Infinity OP che era acquatato in terza posizione, poi ancora Iside AMC, insiste Ibisco RL all'attacco di Idolo Benal, lo mette via all'imbocco dell'ultima curva, la frazione di là in 15,1 per Ibisco RL che è in vantaggio su Idolo Benal e Iside AMC che si avvicina minacciosamente. Ibisco RL sempre in vantaggio su Idolo Benal e Iside AMC che si allarga in mezzo alla pista, è in vantaggio Ibisco, prova a rientrargli Idolo a largo di tutti Iside, arriva a 3 con Idolo Benal che prova a rientrare, ma Iside AMC a largo di tutti viene a vincere nei confronti di Ibisco RL, poi Idolo Benal 1,15,9 per il successo di Iside AMC. Enrico Bellei per i colori della signora Marisa Curano, la 3 anni da Mago d'Amore che in perfetto percorso alla estrema attesa riesce a trovare stanchi Ibisco RL e Idolo Benal, finiti nell'ordine nella loro privata lotta. Gli è valsa però la seconda e la terza moneta perché la prima è andata ad Iside AMC.